Buongiorno a tutti. Buona colazione, sono le 7:30 in diretta da Caffè Italia, questo nostro spazio virtuale dove fare assieme colazione. Vedete già collegato con noi Alessandro Olin. Ciao Alessandro. Ciao, ciao, ciao a tutti. Alessandro Olin, che è presidente della SD Sportiva Montegrappa e coordinatore del Montegrappa Tandem Team. Di nuovo ciao Alessandro. Ecco, Ciao. prima di tutto vorrei fare qualche chiarimento, visto che ci sono arrivati dei messaggi anche ieri su questa nostra iniziativa. Ecco, Well Done in Italy è un canale YouTube, un sito internet, oltre a ovviamente a essere presente nei canali social, che vuole promuovere appunto il ben fatto in Italia e quindi il Well Done in Italy. Ecco, e soprattutto in questo periodo dove semafori rossi, gialli non fanno lavorare le aziende e appunto che sono spesso delle eccellenze italiane. Ecco, con questo nostro spazio noi vogliamo essere vicini appunto alle imprese che non devono sparire, e anche le aziende più piccole che sono veramente delle eccellenze in Italia. Pensiamo anche nei servizi oppure ai ristoranti, i caffè che rendono così particolare i nostri centri turistici, i nostri centri storici, e contribuiscono a essere appunto una delle attività, un'industria importante che è come quella dell'industria e del tempo libero. Ed è per questo che oggi abbiamo con noi appunto Alessandro, che del tempo libero e appunto e dell'industria del turismo è espressione. Alessandro, spiegaci un attimino che cos'è la vostra associazione e dove siete appunto, visto che il nome è riferito al Monte Grappa. Bene, allora, guarda, come hai detto te, noi siamo nel massiccio del Monte Grappa, in particolar modo nel paese di Borso de Grappa, che è ai piedi sulla pedemontana veneta, a pochissimi chilometri da Bassano. Noi come associazione sportiva ci occupiamo principalmente del volo libero, quindi parapendio e deltaplano, e in particolar modo del volo di posto, quindi noi accompagniamo tutte quelle persone che vogliono provare l'ebbrezza del volo e queste esperienze, anche avvicinarsi a questo mondo. Poi come associazione lavoriamo un po' a 360 gradi e collaboriamo anche con altre attività sempre inerenti all'outdoor, quindi guide alpine che si occupano di arrampicata, escursionismo, ciaspole, canyoning, mountain bike, biciclette, insomma, ecco, è una collaborazione un po' a 360 gradi tra varie associazioni presenti nel territorio. Sì, ecco, è una zona importantissima appunto dal punto di vista turistico, e la vostra è anche un punto di riferimento internazionale, Alessandro. Sì, allora già da più di 30 anni Borso del Grappa è diventata un po', diciamo, la mecca del volo. E da noi arriva gente un po' da tutto il mondo, principalmente vabbè, dall'Europa, quindi tedeschi, polacchi, cecoslovacchi, svizzeri, però negli ultimi anni è iniziato ad arrivare anche gente dall'Asia, quindi anche dal Sud America. Ecco, dicevi prima che è una zona molto ricca appunto di possibilità dal punto di vista del tempo libero del turismo. Borso del Grappa ha un'attività appunto legata al volo libero perché è una zona molto particolare, mi dicevi, e adatta, e appunto se vengono da tutta Europa perlomeno a provare il volo libero lì è perché? Allora, principalmente diciamo che c'è una sorta di microclima che ti permette di volare durante tutto l'arco dell'anno, quindi estate, inverno, qui è sempre pieno di gente. Poi, associato a questa situazione c'è anche tutta la parte ricettiva. Il paese di Borso del Grappa si è sviluppato nel corso degli anni a livello turistico, anche creando dei servizi, quindi da alberghi che offrono centri benessere, piscine, eccetera, eccetera, a innumerevoli bed and breakfast che stanno nascendo tuttora ogni anno, insomma, perché comunque la richiesta è molta. Certo. Ecco, parlavi appunto non solo volo libero, ma appunto escursionismo, da canoa, spiegaci anche questi sport collaterali, dopo so anche del mountain bike, quindi diciamo voi accompagnate il turista, le famiglie, un po' tutte le attività a plein air.
Sì, allora vicino al Monte Grappa, cioè il massiccio del Grappa è tra il fiume Brenta e il fiume Piave, quindi sicuramente anche il fiume offre le sue possibilità. La montagna offre, e anche la piedemontana, innumerevoli percorsi per le mountain bike, e ricordiamo anche le salite per arrivare in cima a Grappa, che è meta di moltissimi ciclisti che anche qui arrivano un po' da tutta Italia, anche da tutta Europa. Non a caso, insomma, recentemente negli ultimi 10 anni è passato il Giro d'Italia un paio di volte. Sì, ecco, quindi sono delle attività appunto che sono importantissime dal punto di vista economico, proprio per tutto il tessuto appunto della zona del Grappa. Ecco, quindi sono attività economiche importanti, parlavi appunto anche di questi hotel con spa, quindi ci sono veramente dei pacchetti anche turistici che prevedono giornate di relax e annesse escursioni. Sì, tendenzialmente tutto questo è nato dal volo libero, quindi dall'esigenza di questi piloti che poi, oltre che a volare, amano comunque anche tutta la parte gastronomica, enogastronomica, Mh. e spesso sono anche accompagnati dalle famiglie, quindi tutti questi servizi sono nati anche per accontentare chi magari non pratica proprio l'attività sportiva e rimane giù ad aspettare in qualche modo. Sì, ecco, infatti appunto quando si muovono magari spesso in famiglia, quindi ecco varie possibilità per tutti. Alessandro, una curiosità, come ti sei avvicinato, come si avvicina uno al volo libero, al parapendio, che appunto sì, sempre affascina molti e molti spaventa. Beh, guarda, sai, quando si è un po' più giovani si fanno tante cose nella vita. Io ho sempre praticato, sempre a livello amatoriale, attività di moto, arrampicata, tutto quello che era un po' fatto all'aperto mi piaceva. Finché ho avuto l'occasione di provare anche questa esperienza ancora un po' di anni fa, poi da lì la passione è diventata molto forte e da passione si è trasformata in lavoro. Sì, tanto che ti sei spostato anche fisicamente, sei andato ad abitare proprio a Bosso del Grappa, proprio per essere vicino ai tuoi spazi e ai tuo ambiente. Sì, beh, questa è una decisione fatta tanti anni fa, insomma, un po' per motivi di lavoro e comunque anche perché veramente in quegli anni il volo mi aveva preso in maniera molto forte, e quindi la decisione di trasferirmi da Este a Bassano del Grappa, insomma, vivo a Bassano, qui a pochi chilometri veramente da Borso del Grappa. Ecco, per chi volesse appunto, intraprendere, questa attività o solo provare, ecco, anche perché la vostra associazione appunto, fa vari pacchetti anche per gruppi, ovviamente prima del Covid. Sì, allora noi per quel che riguarda tutta la parte del volo libero siamo un po' la parte promozionale del volo, quindi chi vuole provare a fare un volo in tandem, in parapendio biposto, basta solo che vada sul nostro sito internet o ci cerca sui social tramite la pagina del Monte Grappa Tandem Team, e da lì daremo tutte le informazioni. Poi chi vuole avvicinarsi al volo, come ho fatto io più di 25 anni fa, e vuole imparare a volare, ci sono delle scuole qui sul territorio con le quali noi collaboriamo, che formano l'allievo, lo porta ad avere un'autonomia. Comunque c'è anche tutta una parte burocratica, quindi bisogna avere un brevetto in mano per poter volare. Ecco, mentre appunto per, fare anche solo provare in tandem ci vogliono dei requisiti particolari a livello fisico intendo. Beh, no, non servono requisiti particolari. È logico che abbiamo dei limiti legati al peso e basta. Poi insomma, basta star bene di salute, dopo avere la curiosità di provare. Non dico neanche non avere paura, avere la curiosità di provare. Una volta che questi requisiti ci sono, è una cosa che va bene un po' a tutti, insomma, ecco, non è una cosa impossibile. Io dico sempre che è come un po' un giro in giostra, bisogna avere un po' la curiosità di fare questa esperienza e si fa e basta.
E là si fa. Ecco, te hai accompagnato veramente di tutto, da bambini, anzi avete anche fatto dei percorsi, mi dicevi, particolari anche con persone disabili. Ecco, questo è anche un altro aspetto importante della vostra associazione. Beh, sì, ci siamo avvicinati anche a questo mondo, no? Logicamente con grosse difficoltà per quello che riguarda i disabili, non tanto per il volo in sé, ma perché le nostre strutture, quelle che abbiamo qui a Borso, non sono proprio adatte per effettuare questa tipologia di voli. Abbiamo dei decolli molto belli, molto interessanti, però sono abbastanza ripidi e servirebbero di decolli un po' diversi. Comunque abbiamo fatto varie esperienze, logicamente esperienze che poi lasciano anche qualcosa dentro, no? Perché non sono più esperienze, tra virgolette, diciamo economiche di lavoro, ma sono esperienze Umane. umane, insomma, che ci hanno dato delle soddisfazioni e che cercheremo anche di portarle avanti sperando di riuscire a risolvere qualche piccolo problema tecnico, insomma, per gestire anche questa cosa qua. Ecco, la vostra attività, Alessandro, coinvolge comunque parecchie persone, mi parlavi di circa 8, 9 piloti, cioè è un'associazione insomma, ben ben fornita. Sì, beh, non so se siamo stati i primi in Italia a creare una struttura organizzata riguardante questa attività, perché sai, un po' di anni fa era un po' così, sapevano che tu eri il pilota, venivano lì, te lo chiedevano e facevi il volo. Poi, sinceramente, con l'arrivo dei social, la cosa un po' si è espansa, no? Perché comunque poi tutte queste esperienze vengono condivise, perché durante il volo facciamo delle foto, facciamo dei video. Ed è diventata una cosa anche qui da noi di un certo tipo. In Italia ci sono varie realtà tipo la nostra, e quindi abbiamo dovuto organizzarci. Abbiamo, sì, come dicevi te, 7-8 piloti che più o meno sono a disposizione tutti i giorni. Ci siamo organizzati anche con dei collaboratori, collaboratrici esterni che ci seguono un po' tutta la parte della segreteria e non meno anche il trasporto in decollo, perché comunque dalla sede fino in decollo ci dobbiamo arrivare con dei pulmini, quindi poi ci serve anche chi lo porta giù e chi si fa un po' di assistenza in decollo. Ecco, diciamo che per le persone che vengono da voi di sicuro è una giornata piena e entusiasmante, suppongo, no? Beh, guarda, fino adesso i feedback sono tutti positivi, nel senso che, sai, io torno indietro nel passato, proprio quando ho fatto la mia prima esperienza da turista nel 1989, ancora a Campo Tures. È una cosa abbastanza strana, no? Sali in macchina, arrivi in decollo e scendi con un mezzo, insomma, che sta tutto dentro a un piccolo zaino che te lo porti in spalla, che non ha motore, che non ha niente, insomma, sei sospeso nell'aria, visibilità a 360 gradi, perché comunque sotto di te c'è il vuoto. Quindi penso rimanga per molti un'esperienza abbastanza importante e anche forte. Ecco, e soprattutto in piena sicurezza proprio perché voi, oltre ad essere addestrati, ma ovviamente siete anche in una zona, appunto favorevole per i venti eccezionali e tutto quello che serve per avere un volo in piena sicurezza. Allora, la zona nostra è veramente una zona molto importante anche da quel punto di vista. Non a caso, prima parlavamo del fatto che da noi arrivano moltissimi turisti, moltissimi piloti e arrivano anche moltissime scuole dall'estero per praticare l'attività. Come ti dicevo, la media volabile qui a Borsa del Grappa è di 300 giorni in un anno. Questa viene calcolata in base anche all'arrivo di questi turisti. È una zona sicura, anche se poi la cosa importante per la sicurezza è sempre il pilota, cioè non è la zona che è sicura, è il pilota che deve essere sicuro. Certo. E quindi in volo deve sempre esserci un equilibrio tra il mezzo che il pilota vola, l'esperienza del pilota e le condizioni meteo. Spesso bisogna rimanere i piedi per terra, insomma. Certo. Ecco, tocchiamo l'aspetto dolente, ovviamente questa pandemia che ovviamente ha bloccato tutti e anche penso la vostra attività, Alessandro.
Sì, noi allora devo dire che siamo anche fortunati da un certo punto di vista, nel senso che dopo il lockdown dell'anno scorso noi siamo ripartiti senza grosse perdite. Logicamente i mesi persi li abbiamo persi. Abbiamo Certo. seguito e abbiamo un protocollo da seguire come tutte le attività commerciali e sportive che ci Ottimo. sono e adesso andiamo avanti a singhiozzo, quindi in questo preciso istante siamo chiusi in cucina. Ecco sì, perché dopo una cosa bella appunto del vostro gruppo è che c'è sempre l'aspetto conviviale molto importante per voi, quindi al di là del volo dopo c'è questo fare gruppo che ovviamente forse è anche l'aspetto che vi manca di più in questo periodo, Alessandro. Sì, beh, guarda, io dico sempre, almeno per quel che mi riguarda, che il volo è il pretesto per arrivare a sera, no? Poi noi, finito il volo, c'è proprio il tipico ritrovo o in atterraggio nel periodo estive per mangiare assieme un'anguria o tagliare il famoso salame, bere un bicchiere di prosecco o una birra. E d'inverno chiusi nel baretto proprio del paese abbiamo la nostra osteria dopo volo e quella è una cosa che ci manca parecchio. Sì, la cosa che manca è che appunto che è anche quello che cercano anche i turisti e chi viene a fare questa esperienza, al di là appunto dell'esperienza, sportiva o di volo, è dopo, appunto come si parlava anche di assaggiare i prodotti tipici e il nostro Veneto e anche la zona ovviamente del Grappa penso che abbia molto da offrire. Sì, guarda, il paese di Borso del Grappa è proprio un paese che è molto vicino a Bassano, logicamente, però ha dovuto adattarsi anche alle esigenze di questi turisti, quindi oltre che, come ti dicevo prima, agli alberghi, strutture ricettive, ci sono anche molte pizzerie e soprattutto molte trattorie, ristoranti, agriturismo che sono molto, ma molto apprezzati dai tedeschi. E paradossalmente, guarda, Ivan, ti dico che spesso siamo noi che chiediamo ai tedeschi dove andare a mangiare, perché loro Lo cercano, li trovano scoprono tutti. tutti. E noi invece, sai, siamo tendenzialmente legati a certi posti, però veramente è una cosa fondamentale perché il turista che viene qua, oggi come oggi, viene qua anche proprio per la parte dopo volo, quindi legata anche alla parte gastronomica. Certo, ed è quello appunto che noi cerchiamo di promuovere, appunto queste nostre eccellenze, io dico appunto il ben fatto in Italia, il well done in Italy, che non sono solo prodotti che noi esportiamo, ma anche come accogliamo, l'accoglienza che gli italiani sanno fare alla grande. Bene, Alessandro, il nostro tempo è già volato questa mattina, spero di averti ancora qui con noi quando vuoi a questo Caffè Italia, proprio per parlare di volo libero, di sport e di turismo con te. E quindi grazie ancora del tuo intervento. Alessandro? Allora, volevo io ringraziare te per l'opportunità e soprattutto volevo invitarti a fare un volo, insomma, appena la situazione si sblocca e così almeno dopo potrai esprimere anche te la tua opinione in merito. Guarda Alessandro, io accetto sempre volentieri, ho avuto qualche esperienza di volo non libero, quando ero proprio più giovane, sai le pazzie che si fanno da piccoli, e mi ha sempre affascinato il mondo del volo, quindi verrò volentieri, non so se salirò sopra, ma verrò a trovarvi volentieri, quindi grazie ancora ad Alessandro Lin, grazie, e mi raccomando andate a vedere il sito per capire questa magnifica realtà appunto ai piedi del Grappa. Grazie ancora Alessandro e noi ci vediamo tutti domani mattina, anzi scusate, lunedì mattina per chi vuole, sempre in diretta nei nostri canali. Ciao Alessandro. Grazie a te, grazie a tutti quanti, buona giornata.